Bentrovati su Telefriuli a questo appuntamento speciale dedicato all'Italian Bike Week. Manca ormai pochissimo, 2 giorni, poi si parte con questo evento motoradunistico di fine stagione, perché dopo 36 edizioni di Biker Fest, il grande successo dell'edizione di maggio con oltre 100.000 presenze, arriva questo nuovo format, lo scopriremo nel dettaglio con il suo ideatore, organizzatore Mike Persello. Ciao Mike, ben trovato. Ciao a tutti. Allora, io farei così, una pillola di immagini e poi ci racconti tutto? Benissimo. Vediamo. Poi ne vedremo ancora davvero di belle, ma intanto un piccolo assaggio per entrare anche nell'atmosfera dal 15 al 18 settembre, insomma 4 giorni pienissimi. Come nasce Italian Bike Week? Perché questo appuntamento settembrino? Italian Bike Week nasce da una richiesta dell'amministrazione comunale innanzitutto, poi seguita anche dalla regione, che dopo 2 anni in cui abbiamo svolto la Biker Fest nel periodo di settembre per ovvie ragioni, via per il Covid, con un grande successo, ci chiede di realizzare un evento anche di fine stagione. Pertanto noi, un po' come degli chef, abbiamo pensato un po' alla stagionalizzazione per quanto riguarda il mondo moto, ma abbiamo anche analizzato quello che era il mercato. Il mercato degli ultimi 2 anni parla chiaro, infatti dice che i segmenti più venduti sono quelli dell'enduro stradale o adventure e quelli comunque dell'enduro, che assieme fanno quasi il 50% del venduto moto del nuovo. Pertanto noi abbiamo deciso di utilizzare il format vincente, potremmo dire, della Biker Fest International e di inserire degli elementi dedicati proprio a queste categorie. Tutto pronto, quindi a Lignano, e credo già anche con diverse persone che si sono prenotate. Chiaro che molto dipenderà anche dal meteo, però insomma 36 anni di edizioni sono già un biglietto da visita importante per gli appassionati del mondo motoristico, per sapere che cosa possono aspettarsi. Mi pare che le risposte siano già buone. Esatto, sono buonissime, i dati che ci arrivano dal booking parlano chiaro, sono ormai migliaia le persone che hanno già prenotato i loro alloggi, i nostri spazi espositivi ormai sono al tutto esauriti da diverse settimane, quindi diciamo che i presupposti sono ottimi. La location sarà sempre la stessa come area di riferimento, poi nel dettaglio analizzeremo anche gli eventi che potranno spaziare, ma come cuore nevralgico? La location di base rimane quella del Luna Park, però poi ci sposteremo su tutte quelle che sono le aree verdi, perché avremo più di 7 km di tracciati, a differenza della Biker Fest International, quindi il Luna Park e le aree adiacenti limitrofe. Infatti dicevi appunto off-road e adventure, questi saranno appunto i segmenti sui quali proprio andrete a concentrarvi in questa edizione di settembre, in questa Italian Bike Week. C'è stato un vero e proprio record a maggio, citavo prima, ma vale la pena soffermarsi un po' su quel dato, perché è stato battuto il record di presenze, oltre 100.000? Assolutamente, oltre 100.000 presenze, dato importante anche quello delle prove moto, i demo ride, perché abbiamo battuto i record internazionali, 3.800 prove moto nei 3 giorni, e anche per questo ci concentreremo a settembre nel far provare le gamme off-road e adventure, e questa è per il momento un'esclusiva europea che si svolgerà all'Italian Bike Week. Insomma, destagionalizzazione, questa è un po' la novità, oltre appunto al segmento a cui vi rivolgete, però parlandomi di aree verdi mi parli anche di qualcosa che oggi è molto importante, quindi proprio anche un segmento, un'attenzione e un aprire le braccia all'ecologia, in che senso? Assolutamente sì. Beh, noi già da sempre alla Biker Fest abbiamo aperto le porte all'ecologia con quello che è l'e-mobility village, quindi facendo provare, testare con mano veicoli a 2 e 4 ruote. In questo caso faremo visitare invece un po' tutto quello che riguarda la nostra regione, anche in off-road, quindi la risalita del tagliamento piuttosto che la notturna, che porteranno i nostri ospiti con le proprie moto a scoprire delle zone meno battute, appunto non prettamente stradali. Ci vediamo insieme un bellissimo video che ci porta nel meglio, che già si è vissuto nelle recenti edizioni a Lignano Sabbiadoro, e poi via con il programma. Tutto non riusciremo a darlo, i nostri telespettatori avranno il sito di riferimento, ma intanto diamo qualche indizio. Prima però le immagini.
Uno spettacolo unico, questo era il meglio della 36esima edizione della Biker Fest International. Ovviamente mostriamo questo perché Italian Bike Week è una prima assoluta, quella che si andrà a vivere, quindi magari il prossimo anno vedremo il meglio delle immagini di questa edizione. Però parto da queste immagini perché prima di parlare degli eventi che sono in programma, parlare insomma di un evento di questo tipo vuol dire parlare anche degli espositori, perché è chiaro che il villaggio, comunque il cuore nevralgico, sarà affollato da loro anche. Certo, naturalmente come sempre noi abbiamo decine di catering e centinaia di espositori di ogni genere, quindi ci sarà da divertirsi per tutti, non solo per gli appassionati di motori. Musica e altre... Allora, abbiamo puntato moltissimo sulla musica all'Italian Bike Week, abbiamo un programma sempre gramito, più di 3 concerti a sera sul palco principale, ma ricordo sempre che i palchi collaterali sono sempre tanti, abbiamo anche delle zone DJ e quant'altro. Cosa importante, nella domenica per la prima volta ci sarà l'Italian Bike Contest, quindi un contest musicale dedicato a band emergenti che fanno musica propria, naturalmente della regione, daremo spazio a loro, saranno una decina e si sfideranno chiaramente con le loro chitarre nella domenica, nel corso di tutta la domenica dell'Italian Bike Week. Quindi off-road, adventure, enduro, tutto questo a livello poi di, proprio nel dettaglio, nei vari giorni che cosa accadrà, come si traduce? Dacci qualche... Si traduce con le case moto, in questo caso i concessionari che hanno creduto subito nel nostro progetto e hanno voluto essere presenti con le loro gamme in prova gratuita, quindi sia quelle stradali che quelle proprio prettamente da enduro che avranno un loro percorso dedicato. Questo è stato possibile anche grazie al Motoclub Sabbiadoro che ci aiuta in tutto questo e organizzerà poi l'Enduro Fest che si svolgerà nei giorni di sabato e domenica e dove vedremo centinaia di enduristi su un fettucciato, come dicevo prima, di quasi 7 km, quindi ci sarà del divertimento per tutti. Ci tengo a dire poi che sarà il tutto a livello non agonistico, anzi per quanto riguarda ad esempio la notturna tassellata premieremo gli ultimi 3 arrivati per far capire quanto questo evento abbia una vocazione turistica a tutto tondo e non agonistica. Oltre a questo, noi crediamo da sempre che la passione si trasmetta attraverso l'esperienza diretta. Quindi anche i nostri special guest, che sono Lucchinelli e Ricci in questa occasione, quindi 2 grandi campioni, non saranno presenti solo per i classici selfie, ma rimarranno con noi per 3 giorni, da venerdì a domenica, e faranno dei veri e propri corsi di 20 minuti per chi in sella non c'è mai salito. Quindi ragazzi e ragazze, insomma un'esperienza unica, avere la possibilità di avere 2
professori come Lucchinelli e Ricci che vi insegneranno ad andare in moto. Le moto sono già presenti sul posto, così come l'abbigliamento, non dovete fare altro che essere lì. Beh, insomma, italianbikeweek.net, www.italianbikeweek.net per aggiungere poi altri dettagli al quadro già bello ricco che ci hai dato, pronti a partire. Prontissimi, vi aspettiamo tutti a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 18 settembre. Grazie a Mike Persello e buona Italian Bike Week allora. Grazie mille e arrivederci a presto a tutti voi. Ciao a tutti, grazie.